siamo orgogliosi oggi di condividere con tutti i soggetti protagonisti, ma soprattutto con gli abitanti di questa frazione. È una giornata per noi storica ed importantissima. Tantissime sono le controversie che abbiamo dovuto superare. Oggi in un gruppo WhatsApp che abbiamo con gli amici di Ciotta si ricordavano anche questi passaggi. Quando ci siamo insediati 7 anni or sono abbiamo progettato e trovato questo finanziamento che va intorno ai 5 milioni di euro, grazie al Dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato all'epoca dall'ingegnere Foti e poi continuato con il grande direttore ingegnere Salvo Cocina, che mi ha delegato a essere soggetto attuatore di questa importantissima opera. Abbiamo dovuto superare una serie di ostacoli dovuti alla burocrazia e alla farraginosità che a volte comportano questi eventi più importanti, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Oggi è il giorno dell'inizio concreto dei lavori e ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, dal RUP l'architetto Salvatore Di Vincenzo, al responsabile della protezione civile locale l'architetto Lillo Enguanta, alla ditta Aveni che si è aggiudicato il lavoro, alla direzione dei lavori, ai miei collaboratori, ai miei assessori, ai miei consiglieri comunali, al segretario comunale, a tutta la macchina comunale, a tutti i dipendenti comunali che consentono la realizzazione di queste importanti opere. Io ero ragazzino. Poco fa ho ricevuto una telefonata che mi ha emozionato. Io ero ragazzino quando con la Vespa 50 percorrevo questa strada per raggiungere Marina di Palma. Il crollo di questa viabilità, oltre a creare un danno a chi direttamente coinvolto, ha creato un danno enorme alla frazione di Ciotta, perché impedendo il collegamento con l'altra frazione balneare, che è quella di Marina di Palma, vi è stato un deprezzamento evidentemente dei valori degli immobili e dei terreni e la impossibilità, perché io ero ragazzino e qui venivamo a passeggiare. Qui c'era un locale dove era possibile anche mangiare qualcosa ed era un punto vivo. Da un punto vivo 13 anni fa è diventato punto morto. Voi vedete che addirittura la terra e gli alberi avevano invaso la carreggiata. Siamo convinti che rispetteremo i tempi di realizzazione e lì dobbiamo essere tutti bravi affinché queste opere possano concludersi nei tempi previsti e consentire non solo la riapertura di questa importante arteria, ma anche, e perché no, creare le condizioni perché questa possa diventare, non solo questa, ma anche la viabilità qui parallela, un lungomare dove poter godere di questo meraviglioso mare. Perché diciamocelo chiaramente, se la movida è a Marina di Palma, il bagno i palmesi e i turisti lo fanno a Ciotta e quindi dobbiamo fare in modo che questa località riprenda il posto che merita. Io vi chiedo di fare una cosa, perché ci tengo ed ha un'importanza enorme. Quando da ragazzino mi mettevo sulla spiaggia e all'imbrunire si accendevano le luci, questo skyline in questo momento lo vedete deturpato dalla frana, ma questo skyline non ha nulla da invidiare a quello più famoso di Posillipo, per esempio. È al di là poi delle controversie urbanistiche, si è costruito in maniera sostenibile, mettiamola così, sono tutte villette, non vi è stata un'aggressione feroce e come vedete il verde e le case si alternano in maniera, dico, quasi affascinante e molto bella. Da parte nostra l'amministrazione sarà sempre presente per quando potrà. Ora è il momento di dirlo, non l'abbiamo detto prima per non fare confusione, ma architetto, a breve andrà in gara, e ora lo possiamo dire, dal governo regionale i lavori della Bratella, quindi non ci fermiamo qui, abbiamo altri 700.000 euro da investire a monte per la Bratella, in modo tale che finalmente Ciotta abbia sia la viabilità per Ciotta Bassa, se ricordo bene, e sia la viabilità per Ciotta Alta, così si chiamava quando ero ragazzino io. Io sono veramente felice e ringrazio l'attuale governo regionale, il governo presieduto dal presidente Schifani, il governo presieduto dall'amico oggi ministro onorevole Musumeci, con il quale abbiamo portato avanti questa iniziativa, il governo nazionale che è sempre vicino alle esigenze del territorio, in particolare a quelle di Palma di Montechiaro, ma noi abbiamo un unico motto: noi amiamo Palma di Montechiaro e con 1000 difficoltà cerchiamo con orgoglio di servirla nei migliori dei modi. Viva Palma di Montechiaro!